Una buona serata a tutti i nostri telespettatori. Eccoci qua in diretta nello studio di TV7 Match per questa puntata del 26 febbraio. Buonasera Manno. Allora, buonasera Tullio. Abbiamo l'appuntamento con la storia, ma abbiamo anche l'attualità della medicina e non solo. Dell'alta velocità, perché parleremo come mai siamo arretrati rispetto al resto dell'Europa, non abbiamo ferrovia ad alta velocità, a chi giova questo, quindi spiegheremo quali sono i motivi e poi parliamo invece dell'evento storico che è il 20° congresso del Partito Comunista sovietico a Mosca, dove c'è la denuncia di tutte quelle brutte cose che ha fatto il signor Stalin, quando invece nella storiografia e nell'immaginario della gente sembrava fosse un semidio o quantomeno un eroe. E questa sera andremo a fondo su questa problematica, perché effettivamente c'è da rivedere. La domanda, generale, mi sono sempre fatto: ma perché i russi si sono meritati questi personaggi, cominciando dagli zar, successivamente ai bolscevici e successivamente fino ad oggi? Cosa hanno fatto di male? Sono così contenti di questa situazione? Ecco. E soprattutto abbiamo la possibilità di analizzare come certi pensieri, come il pensiero della gente, è stato manipolato. E proprio perché nel momento in cui avviene la denuncia dei misfatti di Stalin, crolla tutto un sistema. Certo. Allora vi presento subito gli ospiti che ci accompagneranno questa sera in questa prima parte di TV7 Match per approfondire la figura, per conoscere meglio la figura di Nikita Khrushchev, tornando indietro poi al 1956 a questo congresso storico del Partito Comunista dell'Unione Sovietica. Saluto in studio il professor Patrizio Zanella. Buonasera Zanella. Buonasera. E grazie di essere tornato qua nei nostri studi, un docente di storia, un appassionato anche della storia. Saluto anche il professor Damiano Fusaro. Buonasera Fusaro. Buonasera. Grazie anche a lei di essere qua, anche lui è uno storico, e stiamo aspettando invece che ci raggiunga il professor Leonardo Raito, docente di storia contemporanea all'Università di Padova, che dovrebbe arrivare tra un attimo. Abbiamo il break pubblicitario, subito dopo la sigla e iniziamo la puntata di TV7 Match. A tra poco.